Una cosa è certa, le nostre tradizioni camminano di pari passo con quella che è la storia di questa terra. Tutti noi siamo legati al ricordo di un nostro nonno che ci raccontavano le feste dei nostri paesi, che hanno un fondamento storico importante. E questa sera cercheremo proprio di parlarvi di questo, portandovi con noi. La pandemia ci amplifica il ricordo di ciò che è stato, ma il viaggio nella storia vi porta attraverso questo semplice racconto a rivivere la tradizione di due siti, il maestoso santuario di Spezzano, che dall'alto si erge imponente nel proteggere i suoi fedeli, e la storia legata al culto del Santissimo Crocifisso, caro a tutti i cosentini. Ho sempre cercato di introdurre nuovi concetti all'interno del significato della parola viaggio, un tema che il più delle volte viene descritto come un allontanamento da quello che a noi è familiare, per avventurarci in mondi che non conosciamo. Così anch'io posso vantarmi di aver fatto il mio Grand Tour, un Grand Tour che, consentitemi di dire, che difficilmente dimenticherò. E con un po' di fatica, tra non molto sarò arrivato al traguardo di questa splendida avventura. Le scarpe sono consumate, ma nel cuore batte sempre quel suono, un suono di rivincita, di speranza, di possibilità. Qui siamo all'Andro di San Francesco. In effetti cosa vogliamo indicare noi con il termine andro? San Francesco a Spezzano non dimorò in una grotta così come noi troviamo a Paterno e a Paola, ma venne ospitato in una stanza molto buia e tetra e anche umida di Palazzo Giudicessa. Francesco, per evitare poi che venisse un po' importunato dalle persone, perché aveva bisogno anche dei suoi spazi e dei suoi momenti, e per raggiungere quindi in piena sicurezza qui il luogo dove c'erano gli operai che costruivano l'eremo, utilizzava un antico cunicolo, una via di fuga che alcune case borghesi di Spezzano avevano. In questo caso c'è questo cunicolo che parte da Palazzo Giudicessa e sbucava proprio qui. Noi adesso qui possiamo vedere la parte finale. Osservare la bellezza di questo importantissimo luogo di culto è una delizia per gli occhi degli appassionati. Qui possiamo respirare l'aria di santità che si trova nella casa del nostro santo patrono, Paola. Storia e fede, tradizione e spiritualità ci hanno portato in questo luogo. Seguendo l'arco cronologico che la storia ci consegna, ci troviamo davanti al terzo edificio di culto che edificò il santo proveniente da Paola. Il che fa di questo convento, insieme a quello di Paola, quello di Paterno, motivo di orgoglio per gli abitanti di questo posto. Non è stata una costruzione ex novo, ma pensate un po', stiamo parlando del terzo luogo di culto edificato dal santo. La facciata, come voi state osservando, è chiaramente rimaneggiata. A destra della chiesa notiamo quello che era un ex carcere. Ma la domanda sorge spontanea. Perché San Francesco edificò qui a Spezzano questo che noi stiamo osservando? E a darci la risposta è Don Emilio Salatino, che ringrazio per averci ospitato. Don Emilio, per me è un onore essere qui. Vi ringrazio per averci accolto e subito posso porre, spero, alcune domande che si chiederanno gli amici da casa. Noi parliamo del nostro santo patrono, cioè San Francesco da Paola, ma perché proprio a Spezzano troviamo tutto questo?
Perché Spezzano è il terzo eremo, quindi la terza casa fondata da San Francesco. E Francesco, come sappiamo, inizia il suo cammino inizialmente da solo, quando torna dal famoso viaggio Roma, Assisi, Loreto insieme ai genitori, e quindi inizia quel suo cammino che lo porta a distaccarsi dal mondo, quindi a vivere un cammino di eremitaggio, anche se l'eremitaggio di Francesco è un po' particolare, perché essendo Francesco comunque un laico, e lui andava a Pavola regolarmente per partecipare a messa, quindi soprattutto vivere la vita sacramentale. E quindi da lì poi inizia il cammino di questa comunità, perché Francesco a un certo punto si ritrova con dei compagni e quindi inizia questo cammino. Ecco, cammin facendo Francesco giunge a Paterno, perché uno dei suoi primi compagni, Paolo l'Arendace, era di Paterno, quindi gli fa conoscere Paterno, un sito che a Francesco piace, e quindi Francesco lì costruisce questa seconda casa, questo secondo eremo, che è l'attuale santuario di San Francesco che conosciamo. Poi ecco, cammin facendo ancora Francesco giunge a Spezzano. Giunge a Spezzano, all'epoca Spezzano Grande, Spezzano della Sila, perché c'è stato un cambio di nome. E Francesco giunge a Spezzano Grande perché? Perché sia quando era a Pavola, sia quando era a Paterno, Francesco riceve tante persone di diverse parti della nostra regione, anche da fuori, e diverse persone sono dei casali del Manco di Cosenza, quindi di questa zona, per cui Francesco li ascolta, sa quali sono le loro ansie e conosce anche le loro gioie, per cui si instaura un certo dialogo tra queste persone e Francesco. Poi c'è una famiglia, in particolare la famiglia Giudicessa, che è una famiglia borghese di Spezzano della Sila, che ha un rapporto privilegiato con Francesco, quindi si crea un certo feeling, ecco, mi si passi questo termine. Per cui da un lato le esigenze delle persone, dall'altro lato questa famiglia che spinge per avere Francesco qui a Spezzano, e quindi Francesco ad un certo punto decide di venire qui a Spezzano. La chiesa si presenta con un'unica navata, ma possiamo ammirare nel silenzio dei secoli tutte le fasi storiche che questo luogo di culto ha attraversato, ad iniziare dal meraviglioso soffitto in legno, dove possiamo notare un dipinto che dovrebbe raffigurare San Francesco protettore di Spezzano. Da questa iscrizione posta sulla parete all'ingresso abbiamo la testimonianza che questa chiesa è stata rimaneggiata nel 1712. Continuiamo il nostro viaggio entrando nella sacrestia. Che meraviglia, guardate il soffitto a cassettoni, in legno, 1627. Qui troviamo le reliquie del santo. Facendo massima attenzione e con il massimo rispetto entriamo in questo luogo dove la storia è visibile. Ok, andiamo, Domenico. Palanca dinanzi a noi, un palcoscenico mai visto. Cioè, al di là di quello che vediamo noi oggi, perché noi giustamente vediamo le costruzioni moderne, quindi non possiamo parlare di quello che è stato, ma se noi ci catapultiamo a quello che abbiamo detto in precedenza, con gli occhi di quella che era una volta Spezzano. In effetti noi spaziamo su gran parte della Valle del Crati e anche sull'inizio della zona del Savuto, perché lì in fondo abbiamo Figline, poi il Piano Vago, dietro abbiamo Rogliano, poi abbiamo i monti del Reventino, qui abbiamo il Monte Santa Lucerna, ecco il Paterno con il convento di Paterno proprio di fronte a noi, di Pignano, la città di Cosenza, Pianette di Rovito, e quindi c'è tutta questa zona. Qui abbiamo Casole Bruzio, una parte di Pietratitta, Piani Crati, San Nicola del Piane, proprio su Spazia, su tutto. Sembra che abbraccia quasi tutta la provincia di Cosenza. Sì, sì.
quanti tesori che riscopriamo nei nostri viaggi. Ci spostiamo dall'importantissimo eremo di Spezzano per parlarvi di un altro importantissimo luogo di culto. Quest'oggi ci muoveremo tra la tradizione e la storia, come ho già detto in precedenza. Ripercorriamo la storia di questi importantissimi edifici di culto insieme a voi. Padre, per me è veramente un onore essere qui quest'oggi, specialmente per il programma e per l'impostazione che do alle mie puntate, nel senso che storia e tradizioni di culto camminano di pari passo. Faccio bene innanzitutto e grazie per questa occasione che ci date per riscoprire proprio questo grande dono che tutti quanti abbiamo ricevuto, che è quello proprio della fede, e ci fa allora comprendere come il sacrificio di Cristo sulla croce è per la nostra salvezza, per il nostro perdono, per avere in dono la vita eterna che il Signore Gesù ci ha acquistato proprio sull'altare della croce. Le prime fonti storiche in merito a questa struttura che oggi vediamo come il convento del Crocifisso della Riforma le abbiamo intorno all'anno 863, sono due bolle papali di Papa Niccolo I. Sappiamo che lui dava facoltà alla comunità monastica che abitava in questo luogo per individuare un presbitero che potesse svolgere le funzioni, come dice letteralmente la bolla, ad sacra ministranda, cioè che servisse a celebrare i sacramenti, ad accompagnare spiritualmente la vita di quella comunità. Un dettaglio importante per due ragioni: perché ci dice che era una comunità di donne, quando aveva bisogno di qualcuno che celebrasse i sacramenti, e ci dice che nell'863 era già abitato, era già presente una comunità monastica in questo luogo, i Benedettine. Questo luogo che aveva nome del monastero intitolato alla Santa Maria. Le Benedettine restano qui fino al 1184. Il 1184 è un anno importantissimo per la città di Cosenza, perché è l'anno del terremoto che distrusse la città, la cattedrale e anche questo monastero. Nel 1217 arrivò in Calabria il beato Pietro Cattaneo, che era uno dei primissimi seguaci di San Francesco d'Assisi, e fu lui ad avviare il francescanesimo in questa regione, un primo convento a Castrovilla, in un secondo a Scalea, e Cosenza fu il terzo. Questo che erano i ruderi del monastero di Santa Maria delle Benedettine furono date a Pietro Cattaneo, quindi all'ordine francescano, dall'imperatore Federico II. Arriviamo all'anno 1534, con la congregazione dei frati cappuccini che nel corso dei secoli stava prendendo sempre più piede nella nostra terra. Quella che era la riforma francescana stava attaccando nei fedeli. Il loro modo di vivere, il lavoro con gli infermi, era richiesto dai popoli. A Cosenza, ad esempio, i cappuccini arrivarono nei pressi di Pignano nel 1528 e anch'essa fece di tutto per averli in città. Arrivando a chiedere persino al ministro provinciale, padre Lodovico da Reggio. La città di Cosenza, secondo la cronaca di Bosco, assegnò a loro un ex convento di religiosi cistercensi, che pare lo avevano abbandonato. Un convento situato nella parte più alta di Cosenza. È certo che i minori cappuccini entrarono a Cosenza accolti con l'entusiasmo popolare e da tutte le altre autorità. I cappuccini dimorarono in questo convento per ben 118 anni. Siamo nel 1602, nel periodo storico in cui si stava affermando l'ordine minoritico della Serafica Riforma in Calabria. Il vicario provinciale, padre Giacomo da Cutro, voleva nel capoluogo di provincia, Cosenza, un luogo su cui pregare. Si rivolse a una famiglia nobile, i Firrao. Antonio e Cesare, padre e figlio che vissero nel 600. I vecchi ruderi furono riedificati dai nobili. L'importanza del Santissimo Crocifisso per noi cosentini. Diciamo che è come se volessimo descrivere o raccontare una storia nella storia.
perché la storia di questo luogo è evidente che ha conosciuto un solco nei secoli proprio per la devozione dei cosentini nei confronti del Santissimo Crocifisso. Furono i frati riformati che, quando presero dimora in questo luogo, esposero subito alla venerazione pubblica questa scultura tardo rinascimentale, sulla cui origine, da un punto di vista storiografico, ci sono diverse ipotesi. Al di là delle ipotesi che in qualche modo richiamano anche i canoni artistici della sua riproduzione, la associano anche ad una statuaria tipicamente spagnola. È bello richiamare il racconto che è stato tramandato nel tempo anche dalla tradizione orale e che in qualche modo è stato l'elemento che nel tempo comunque ha custodito e ha valorizzato sempre la devozione nei confronti di questo crocifisso. Tradizione e fede che si incontrano. Tradizione e fede che si incontrano, e il racconto ci è stato tramandato in forma anche dialettale, quindi è come se il crocifisso avesse parlato in un linguaggio che poteva essere familiare anche allo scultore, e il crocifisso dice allo scultore: "A dove mi vidisti, che così pietoso mi facisti?" E lo scultore si vuole abbia risposto: "Si prima ti vidia, più pietoso ti facia." E poi il dialogo, la tradizione vuole che si sia concluso con la promessa da parte del crocifisso che chiunque l'avesse invocato attraverso questa immagine sarebbe stato esaudito. Ecco, se il dialogo, in qualche modo, questo dialogo, questa visione può essere ricondotta anche ad un racconto leggendario, la promessa che è racchiusa però da parte del crocifisso è verità, perché è reale il fatto che il Signore Gesù, attraverso questa immagine, attraverso la devozione che i cosentini hanno manifestato nei suoi confronti venendo in questo luogo e pregandolo attraverso questa immagine, sia stata confermata da una protezione che nel corso dei secoli si è manifestata anche con episodi miracolosi, sia in circostanze di pubblica necessità, ma anche in situazioni di vita privata. Mi hai anticipato, perché stiamo camminando nella storia di Cosenza. Sì. Perché ricopre, se non sbaglio, non vorrei sbagliare, contende il primato con la chiesa di San Domenico, di prima chiesa fuori le mura della città. Sì, poi magari non abbiamo la certezza, stiamo parlando sempre tra... È evidente che anche il racconto storico, un ripercorso storico dei luoghi, certamente data il primo insediamento religioso in quest'area fuori le mura addirittura al IX secolo. Sì. E nel 1866 venne soppresso e ceduto al municipio, che lo trasformò in scuole e ricoveri. Successivamente divenne anche caserma di soldati, un unico edificio adibito e trasformato in più fasi. Il viaggio nella storia sta per terminare, siamo giunti alle battute finali, ma nonostante tutto noi siamo qui quest'oggi per raccontarvi altre storie dei nostri centri. Lasciatemelo dire, quanto amo la mia terra, quante cose stiamo ritrovando. Anche se la pandemia ci ha bloccato, noi abbiamo deciso di portarvi qui quest'oggi. Io vi ringrazio per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo viaggio nella storia, sempre ogni sabato alle 21, mi raccomando, sempre qui su Teleuropa Network.